sono gente appunto dell'Ada. Ma dimmi questa Londra, quanto ieri c'è ora? Quanto ieri c'è il discorso che ti Quanti facevi prima è 5-6 anni, quindi 25-30 anni fa. E lei ti diceva che non ti andassi dentro il SIL perché era a Londra. Cioè, era un sistema per fare chi a te non andassi dentro il SIL perché davano altri rive e era proprio a picco, da parte nostra. Da parte dell'aviazione era tutto il paese che era enorme. Però da parte nostra era a picco, perché una volta il SIL io tenia netta appunto perché era i ponti chi andava a lavare la roba, ti ricordi? Era i ponti chi mi faceva legno e ti andavi a lavare la roba. E poi ti dicevano sta andando il SIL perché era a Londra, perché tanti putei cascava sul SIL perché andava a sui ponti mettersi, il puntile essendo inclinato e ti andavi basso, ti andavi sul SIL. Ma la Londra c'era o non c'era? C'era, senz'altro c'era, Sì, perché ne era perché i vecchi la vedeva tutti, però aveva come si può dire, una paura arcaica forse, chi lo sa, un timore, forse anche a livello SIAE, perché una volta te sai che robe della natura era molto più apprezzate adesso, cioè era una paura del rispetto, non paura vera. Sì, no, faceva niente. Ma cosa che avevi una tana? Come si vedeva fuori al buio? No, non te puoi vedere a Londra, te sai come che si costruisce il nido della Londra? Praticamente è un sifone il nido della Londra. Non si vedeva niente, No, quindi. è un sifone sotto acqua e ha una cavità superiore, cioè fuori dell'acqua, che però non ti riesci a vederla, cioè bisogna che te entri dalla parte dell'acqua per riuscire a vederla, cioè a livello non te la vedi, Quindi i vecchi la adoperava come spauracchio come e poi spauracchio e poi putei, esatto, però c'era, insomma. però ne era anche diverso. Ma facevi danno ai gallini, non so. La Londra no, No, solo di pesce. La La Londra si nutre solo di pesce e di animali acquatici, insomma, praticamente vovi, de pesce, pesci, vovide, osei che acquatici sempre. Adesso non la più. Adesso no. Come che non la più i gamberi? I gamberi no. Spiega dei gamberi come che ti chiappavi. Come I gamberi praticamente venivano a Rio e Rive. ti non ti mai chiappavi però? Sì, ma non qua. Dove? Sui Cadore sempre. Sui Cadore. Ma gli stessi che era sul SIL? Gli stessi, precisi dedici, perché mi ricordo che qua li ciappava e era fatti uguali. Cioè abbastanza grandi, diciamo, la grandezza di un deo così. Come corpo. Ti li ciappava? Sì, li ciappava Osti, mi ricordo. Ma Chi li te ciappava? dico, te parlo Chi di li ciappava? 25-30 anni fa. Che era, mica avevo un zio che abitava a Ponsano, a Ponsano Veneto. E li ciappava già ora. Il fiume ma già non ora. sul SIL però. Sul sì no, sul sì non ho mai visto i ciappà. Però diceva che li ciappà come che dice il gaggino. Sai di li ciappà, cioè sentivo dire che tu capivo come che storie. E era sotto a riva era. Praticamente sui punti pinetti dell'acqua, cioè dove, perché ti sa che il fondo, cioè il letto del fosso, del SIL, è quello che contiene anche robe più sporche, diciamo, ecco. Praticamente viene sotto a riva dove il punto d'acqua più pulito, insomma, ecco. Ma che profondità, diciamo? Qua mante andavi. Da cosa ti accorgevi che era il... Niente, doveva andarsi a palpo. Sotto il come si sasso? può dire? A Perché palpo. sotto il sasso? Se così era la protezione, te dai Si scondeva perché te sa che i crostacei si sconde sotto i sassi, sotto gli anfratti. Sotto... I marsonetti stessi. I marsonetti. E cosa dici i marsonetti? E ti mai che non era che avevi grossi, ma che ne c'era sui ponti e ora andava dentro un dove, poi un buso di una bottiglia, su un busolotto, Metti le bottiglie, no? su un busolotto e te eri sicuro. E te che facevi paura con stechetto, faceva una camminata da qua e là. Te facevi, ti toccavi una strada, arrivava qua. Ma cosa dice sto marzone? Era buono da mangiare, ma noi che i cenini facevamo per l'innesco, per fare a esca, per ciappare bisate di notte, che te tendevi a torsione. E il vescovo invece cosa? Anche i vescovi, sì. Cosa Anche i vescovi e i lombrichi. Ma non da terra? Sì. Il capeasso che... No, qui era il lamprede. E lamprede Che era il bisatece. E che gesti l'amprede? Che era sotto il fango, adesso non so se che sia. Sì, va ancora a trovare Angelo Artuso, sì. Ma che sei sul SIL o no? E va sul paio col bail, che ha le sue soppe che ne sia ancora, penso, perché qua... Che si chiama? Lamprede. Lamprede no, di dialetto, gergo, non so in italiano. No, perché l'amprede è un pesce che si diceva che... Cioè, mi pare che sia uno dei pesci che adesso non vede più. Ma se c'è, se come un lombrico, poco più. Non c'è un pesce ora. Te fanno tocchi. La bisatea è pigue. La bisate veniva ad operare come esca? Come esca? Per i bisate, c'è pare bisate. Anche i lussi, già anche i lussi, ecco, ma i compagni. Più tutto poi bisate. Ecco.
Dopo, andai a fondo. come che dico, te c'appai i marsoni, te c'appai il grillo talpa. Se te Grillo c'appai talpa è come esca. esca, per c'appare bisardi. Perché tante esche ora che era. E gli Grillo piaceva talpa. forse meglio dell'ombrico. Grillo talpa? Grillo talpa, sì. Forse a noi che te mettete, devi mangiare l'orto e te cattai sta seccariola che chiamiamo, perché chiamiamo Grillo talpa, seccariola. E portaimo a casa se saimo che devi andare a pescare. Ecco, ma ascolta, ma dentro il Bartoel come facevi mettere sta roba? Come No, facevi a niente fare? dentro il Bartoelli. Si vuoi Ho a fare capito, cosa che non- esca per bisate, Capiasso sì, metteva. Sì, e metteva qua paera, Pappaera. i faceva sti lombrichi, i faceva morire qua senare. Cosa- Senare more. E dopo qua paera te la doppiai così te che mettevi un bel pochi di cose e rifaceva odore. ma sulla paera come mettevi tu? A paera te già fai un poco di paera così e te distirai a te che mettevi tutti questi lombrichi un bel fagottino Dopo te asseravi. e dopo ti asseravi un fiale spago e il Bartoletto ha visto che si rovescia perché veglia fuori il pesce Sì, sì. te vedi come che si fa per roversarlo che si puisa e viceversa a NASA e te vedi e ora te lo roversai te gli gai e dopo ti lo destinavi. Ho capito, ma sul Bartoel. Ma non te mi avevi detto, mi sto a guardare quello che ti mi avevi detto l'altra volta, che era 5 anelli sul Bartoel, Sei 5. di più su quello, ok, beh, insomma grosso modo non No, so, non è una misura fissa ora del Bartoel. te puoi fare come te vuoi, te vuoi a mano, Basta te puoi farli larghi così, grandi così, te puoi farli più fini, Cioè non... te puoi farlo Quello è il tipo lungo. di pesce che te vuoi ciappare. Più grande che te lo fa e più pesce grande va dentro, perché sennò il pesce grande s'abbocchetta più, non passa. Come che tocca col muso e scampa. E più grande che ti lo fa, più invito grande te va per Oh, adesso prima non te ne guardare, scusa. 2 lire avvisato. Ma che? Carlo Tognoli. Ah, io Carlo, canto. sì. Non mi viene il nome. E diceva che era il bisate che andava a ciavarghi i fasioi su. E tutti quanti che ridevano, io quello disegno staria. E invece era vero. Perché sta a dimostrare che a bisata a discende dai bisse, insomma. Praticamente noi diciamo bisata, per dire una bissata. Sì, sì, una bissata. Il gergo antico no, sta una bissata. Ecco.